Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del nostro telegiornale. Vittoria, ragazzo minorenne sequestrato da 2 persone armate e incappucciate. La scena avvenuta ieri sera davanti ai coetanei in un luogo di ritrovo. Il sindaco chiede misure straordinarie per l'avanzare della criminalità. La madre del ragazzo: non voglio parlare di nulla. Accesso illegale alle pay TV, 8 arresti, sgominata banda che diffondeva abbonamenti per un giro d'affari milionario. Le indagini della Procura di Catania e della Polizia Postale hanno fatto luce sul 70% dello streaming illegale nazionale. Basta con i trafficanti di grano. A Palermo la protesta di circa 8.000 agricoltori contro l'importazione del prodotto estero. Manifestanti esasperati per i ricavi ormai minimi. È morto l'ingegnere Pistorio, il padre dell'Etna Valley. A Catania portò la STM tra le aziende leader nel mondo. Capitale della Cultura 2028, Catania scopre le carte e lancia la sua candidatura, ha presentato anche il logo. Addio a Christian, il noto cantante nato e cresciuto a Palermo, aveva 82 anni, negli anni 80 era definito l'antagonista italiano di Julio Iglesias. Calcio, vigilia di campionato per il Palermo che al Manuzzi contro il Cesena proverà a vincere per mantenere la vetta della classifica. Serie C, il Catania prepara la trasferta di domenica a Cerignola. Significativo l'impegno contro i pugliesi che hanno appena battuto la capolista salernitana. Bentrovati, l'avrete sentito dai nostri titoli. Noi apriamo immediatamente con la notizia di oggi che riguarda un sequestro di persona, il sequestro di un minorenne a Vittoria. Per tutti i particolari ci colleghiamo con la nostra inviata sul posto, che è Eva Spampinato. A te, Eva. Sì, Roberta, buongiorno, buon pomeriggio. Io mi trovo in questo momento nel rione Forcone a Vittoria, lo vedete alle mie spalle. Il sequestro shock è avvenuto qui ieri sera intorno alle 21:30 davanti agli amici e ai compagni di Gaetano Nicosia. Gaetano ha 17 anni, è il figlio di un noto imprenditore ortofrutticolo molto grande e molto conosciuta nella zona, e ieri sera si trovava qui con i suoi amici quando 2 uomini incappucciati e armati lo hanno chiamato per cognome, lo hanno preso e fatto salire a bordo della loro auto. Erano 2 Panda, una di colore bianca, una di colore nera. Hanno preso il cellulare del ragazzo di Gaetano, lo hanno buttato per terra e sono scappati via sotto gli occhi attoniti, come dicevamo, dei suoi compagni. L'auto è poi fuggita via. Subito sono intervenuti gli uomini delle forze dell'ordine. I ragazzi hanno raccontato tutto, hanno trascorso la notte in questura, così come i genitori di Gaetano, 2 imprenditori, anche la madre è molto conosciuta in Sicilia, che non si spiegano, non capiscono cosa sia successo e come possa essere accaduto. Le telecamere della zona hanno ripreso tutto, sono già al vaglio degli inquirenti, ma pare che non si vedano le targhe delle auto che sono poi fuggite in direzione Pedalino. La madre l'abbiamo raggiunta questa mattina al telefono, sconvolta, turbata, in lacrime. Ovviamente non ha voluto rilasciare dichiarazioni, ma sentiamola in questo primo contributo. Ho voglia proprio di parlare. Credo che sia magari importante anche lanciare un messaggio, perché No, meglio che per ora non lascio nessuna dichiarazione in questo momento. Ma voi cosa pensate? Niente. Non pensiamo a nulla, non vogliamo dire nulla. Ma suo figlio aveva problemi con qualcuno? Le aveva esternato problemi? No, quindi no. Non voglio parlare di niente, non ho nessun problema. Queste le parole della madre, con la voce rotta dal dolore. Comprensibilmente i fatti li abbiamo raccontati, ma torniamo a quanto si sa sino ad ora. I ragazzi sotto shock hanno raccontato alle forze dell'ordine che gli uomini incappucciati e armati, lo ricordiamo, hanno detto: non vi preoccupate, noi vogliamo solo lui. In questo momento non si esclude nessuna pista, anche se gli inquirenti dicono non tendiamo al sequestro per fini estorsivi, perché non è arrivato nessuna richiesta
richiesta di riscatto al momento alla famiglia, quindi si indaga a 360 gradi anche nella vita del giovane di Gaetano Nicosia. Magari è successo qualcosa, ha pestato i piedi a qualcuno, ha fatto un torto a delle persone in giri e ambiti molto più grandi di lui. Il ragazzo frequentava la scuola, una scuola privata, ma quest'anno ancora non si era presentato alle lezioni, aveva iniziato anche a lavorare con la madre. Il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, ha chiamato un consiglio straordinario questa mattina e ha chiesto l'aiuto delle forze dell'ordine, ha detto servono misure straordinarie. Adesso lo sentiamo nel contributo della collega Veronica Barbarino. Nel frattempo i concessionari dell'ortofrutta in una nota dice siamo preoccupati, c'è un clima di insicurezza, è un brutto momento per noi. Sentiamo allora il contributo della collega Barbarino con il sindaco di Vittoria e poi vi restituisco la linea. Se ci dovessero essere aggiornamenti ovviamente vi ricontatterò. Ci affidiamo al lavoro investigativo che sta procedendo, c'è la nostra fiducia estrema nel lavoro delle forze dell'ordine. Si pone comunque, siamo in grado di dire che si pone comunque il problema di una svolta strategica nel modo in cui i temi della sicurezza vengono affrontati, debbono essere affrontati in questo territorio. Occorre un'attività investigativa e una modalità di affrontare queste questioni di altro grado rispetto a quello ordinario. Non si parla soltanto di uomini e di mezzi che sono importantissimi, si parla anche di un'attività diversa perché le strutture in campo sono potenti e rischiamo di entrare in zone che non riusciamo neanche poi a controllare o a capire. Ore si sta indagando a 360 gradi e secondo ultime indiscrezioni anche di un noto giornalista antimafia, Bascetto, non si esclude nemmeno la pista della mafia albanese. È iniziato, si rincorrono queste voci su persone albanesi che potrebbero essere dietro a questo rapimento, nonostante i ragazzi, gli amici di Gaetano abbiano detto che nelle parole dei rapitori, ricordiamolo, a volto scoperto e armati, non hanno riscontrato nessuna traccia di altri dialetti, hanno detto parlavano in italiano, vogliamo solo lui. Roberta, ti restituisco la linea, se ci dovessero essere altri aggiornamenti te la richiederò. Grazie. Naturalmente grazie alla collega Eva Spampinato, pronti a riaprire il collegamento con Vittoria qualora ci fossero ovviamente degli importanti aggiornamenti, ma anche la politica reagisce esprimendo preoccupazione. Il sequestro avvenuto a Vittoria non è soltanto un atto criminale gravissimo, ma rappresenta un segnale inquietante. La criminalità ha deciso di alzare la posta mostrando una sfida aperta e arrogante allo Stato e alla comunità, lo dicono la deputata regionale Stefania Campo e la consigliera comunale tra il Movimento 5 Stelle di Vittoria, Valentina Argentino appunto. C'è anche una nota degli esponenti regionali del PD secondo cui occorre un intervento straordinario e immediato del Ministro dell'Interno per rafforzare in modo stabile la presenza delle forze di polizia dotandole di uomini e mezzi adeguati. Il vescovo di Ragusa, Monsignor Giuseppe La Placa, si rivolge ai rapitori e dice lasciate libero il ragazzo, quanto accaduto è gravissimo, ci turba e ci lascia sconvolti. E noi cambiamo pagina perché andiamo a una operazione della polizia postale che parla di accesso illegale alle pay TV, che sgomina una banda che diffondeva degli abbonamenti per un giro d'affari davvero milionario. Sono 8 gli arresti, le indagini, come dicevamo, della Procura di Catania e della Polizia Postale hanno fatto luce sul 70% dello streaming illegale nel paese. Adelaide Barbagallo. Film, documentari, fiction a costi contenuti distribuivano illecitamente abbonamenti a piattaforme televisive a pagamento quali Sky, Mediaset, Amazon Prime, Netflix a un numero elevatissimo di utenti, 900.000 quelli accertati per un giro d'affari milionario. 10 milioni al mese i profitti accertati, ma i danni per queste TV potrebbero superare i 30 milioni. 8 le persone arrestate e poste ai domiciliari nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Catania coadiuvata dalla Polizia Postale. L'accusa
L'accusa è associazione a delinquere finalizzata alla diffusione illecita di palinsesti televisivi di pay TV e accesso abusivo a sistema informatico e frode informatica. Gli arrestati sono residenti a Catania, Siracusa, Roma, Brescia e all'estero. L'associazione era organizzata in modo gerarchico, con ruoli ben distinti e definiti. I membri di questa associazione sono considerati, secondo le nostre investigazioni, i vertici del mercato illegale dello streaming in Italia, con danni economici per le note piattaforme televisive legali per svariati milioni di euro. L'operazione ha fatto luce sul 70% dello streaming illegale nazionale. Andiamo a Trapani, un disabile tetraplegico umiliato e picchiato dalla sua badante che è stata arrestata. Luca Ciliberti. Schiaffi, pugni, secchiate d'acqua gelida addosso e sevizie di ogni tipo. E quando non faceva quello che gli chiedeva la badante, lei le sbatteva sotto il naso una maglietta intrisa della sua urina. Un incubo per un 37enne tetraplegico di Trapani che si è concluso solo dopo che la polizia ha arrestato la badante che avrebbe dovuto accudirlo. Dalle indagini della squadra mobile sarebbero emerse condotte vessatorie, morali e fisiche dell'uomo capace di intendere e di volere, ma incapace di comunicare. La donna è finita ai domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico. Le accuse sono pesantissime, maltrattamenti aggravati ai danni di una persona vulnerabile. L'indagine è partita ad agosto, quando qualcosa ha insospettito i familiari dell'uomo ed avrebbe svelato uno scenario che poi si è rivelato agghiacciante. Secondo gli inquirenti, la donna si accaniva sulla vittima perché non eseguiva le sue richieste. In realtà quell'uomo, spiegano gli investigatori, non poteva nemmeno muovere un dito, costretto a subire senza alcuna possibilità di ribellarsi le violenze della donna. Basta con i trafficanti di grano. Parliamo adesso della protesta di circa 8.000 agricoltori che si sono ritrovati a Palermo. La loro protesta è anche per lo strapotere del grano che arriva dall'estero e ovviamente lamentano una perdita importante. I profitti sono davvero al minimo. Marco Gullà. Non possiamo più vendere grano sotto i costi di produzione. Abbiamo bisogno del grano italiano, abbiamo soprattutto bisogno di una riserva strategica per il nostro paese. Basta con i trafficanti di grano, basta con le speculazioni. Questi gli slogan del corteo di circa 8.000 agricoltori coldiretti arrivati a Palermo da tutta l'isola per dire basta ai trafficanti di grano che schiacciano il prodotto nazionale sotto i costi di produzione, costringendo le imprese agricole a lavorare in perdita e spingendo sempre più sulle importazioni estere. Siamo qui per protestare contro la speculazione che c'è nei confronti di questo prodotto, acquistando prodotto estero essiccato con glifosato e quindi non salutare. Che non si prende neanche i soldi della nafta, noi il lavoro e i sacrifici dei coltivatori diretti, non si prendono neanche i soldi della nafta per fare il lavoro del grano. Manco possiamo pagare i concimi, perché per pagare un quintale di concimi ci vogliono 4 quintali di frumento. Rischio la proprietà, rischio tutto. I prezzi sono troppo bassi, le spese enormi, concimi chimici e cose enormi. Coldiretti sottolinea che occorre una pianificazione per arrivare a un giusto reddito per gli agricoltori. Questo purtroppo non avviene nella filiera del grano e nel settore cerealicolo. Ed è morto a 89 anni Pasquale Pistorio, ingegnere visionario che ha trasformato la SGS Thomson in ST Microelectronics, facendola diventare una delle aziende leader nel settore della microelettronica nel mondo. Grazie a lui è nata l'Etna Valley, ci fa un profilo Luca Ciliberti. Nel 2003 conquistò le pagine del New York Times che lo definì un capo dinamico, capitano d'impresa e papà dell'Etna Valley. È morto Pasquale Pistorio, 89 anni, l'ingegnere visionario che nel 1987 ha trasformato la SGS Thomson in ST Microelectronics, facendola diventare una delle aziende leader del settore della microelettronica nel mondo. Siciliano di Agira, laureata al Politecnico di Torino, nel 63 inizia la sua carriera professionale in Motorola, ma è con l'italo-francese STM che diventa fra i primi 5 produttori globali di microchip. Tra le sue prime mosse industriali spicca il rilancio dello stabilimento catanese del gruppo trasformato da impianto, che allora perdeva oltre il 112% del fatturato, nel secondo centro di produzione al mondo di ST Microelectronics, che allora sfornava silicio utilizzato nei processori dei computer.
centro capace di diventare soprattutto volano per il risveglio tecnologico della città e della provincia, l'Etna Valley appunto. Nel 2005 Pistorio lascia gli incarichi operativi in STM per andare in pensione, come diceva lui scherzando, diventando presidente onorario della società. In realtà Pistorio non andò mai in pensione perché restò sempre un faro per ST e per tutto il mondo degli industriali. L'ONU lo inserì nel ristretto gruppo di lavoro sul Digital Divide, ovvero la riduzione del divario tecnologico tra Occidente e il mondo più povero. Capitale della Cultura 2028 e così Catania scopre le sue carte e lancia la candidatura. È stato presentato oggi anche il logo. Il sindaco trentino ha detto è l'inizio del riscatto, gli fa eco il governatore Schifani. Progetto vincente, la regione siciliana farà la sua parte. Tonino De Mana. Una candidatura forte, autorevole, proiettata al futuro ma senza perdere le radici del passato. Una candidatura di resilienza. Catania scopre le carte nel suo corposo dossier per Capitale della Cultura 2028. Lancia un segnale forte alla concorrenza. Nel logo l'Etna e le sue trasformazioni. 40 milioni di euro per 20 interventi mirati nel centro storico sono il trampolino di lancio verso l'ambizioso traguardo. Io banalmente credo che molto più delle mie parole valga il mio sguardo estasiato, entusiasta. Spero anche contagi un poco questo desiderio che abbiamo di aggiudicarci questa designazione per il valore importante che sa, perché non significa Capitale della Cultura primeggiare per un anno, significa lanciare un percorso che in qualche modo sia anche l'inizio di una reazione, di un riscatto, di un rinascimento della città. In questa affascinante sfida lanciata alla Biblioteca Riunita Civica e Orsino Recupero ci sarà il supporto della Regione Siciliana. Un sostegno affettivo, un sostegno convinto, personale anche nei confronti del sindaco ma di tutti i catanesi. Catania merita di vedersi aggiudicata questa possibilità di Capitale della Cultura a tutti i numeri. È un progetto vincente. Ci credo fortemente, a questo si aggiunge l'impegno del governo a non lasciare sola Catania in questo sostegno, quindi il governo farà la propria parte. Poco prima dell'incontro con la stampa, l'omaggio di Trentino al governatore Schifani che si è intrattenuto ad osservare ed apprezzare la Bibbia di Pietro Cavallini, considerato uno dei più importanti capolavori della miniatura del primo Trecento. Ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco. Siamo tornati in studio. Canicattì oggi ha dato addio alle 3 sorelline eritree morte nel viaggio della speranza nel Mediterraneo. Davide Sardo. Un addio che tocca l'anima. Canicattì oggi si è stretta in un abbraccio di dolore e di umanità per salutare per sempre le 3 sorelle eritree morte nel Mediterraneo. 3 vite spezzate a 17, 11 e 9 anni, vittime innocenti di un sogno di libertà trasformato in tragedia. Le 3 sorelle, morte intossicate dai fumi di idrocarburi durante la traversata dalla Libia verso Lampedusa, sono state sepolte insieme nel cimitero di Canicattì. Presenti la madre ed il fratellino sopravvissuti al naufragio, accanto alle autorità civili, militari e religiose. Un silenzio carico di commozione ha accompagnato il rito funebre musulmano. Persone da Libia che mandano stesso, prendono soldi e mandano qua. Prendono soldi, non ci interessano che arriva vivo o morto stesso. Invece da Tunisia no, da Tunisia sono bloccati quasi il 90%. Momenti toccanti, lacrime e preghiere. Canicattì ha voluto onorare queste vite spezzate troppo presto come simbolo di una tragedia che non deve più ripetersi. L'amministrazione comunale, la città di Canicattì è stata sempre pronta, sarà sempre pronta a tumulare e auguriamoci che queste tragedie non succedano più. E si è spento a 82 anni Christian, il noto cantante siciliano nato e cresciuto a Palermo. I suoi grandi successi, Cara, Daniela, e negli anni 80 fu definito l'antagonista italiano di Julio Iglesias. Adelaide Barbagallo. Di corsa io, ma un anno in più. Modi eleganti, stile romantico, se ne va Christian, il cantante palermitano la cui voce fu definita la risposta italiana a Julio Iglesias. Calciatore prima, attore dopo, la sua grande passione è la musica. L'apice del successo arriva negli anni 80, prima con Daniela. Sei sempre tu che amo di più, Daniela. 2 anni d'ora, una pausa, poi il calcio.
Siamo al calcio, partiamo con la Serie B. Domani il Palermo sarà in campo a Cesena per tentare di rimanere in vetta alla classifica. Il servizio. A Cesena per mantenere il primato e sgasare verso una possibile prima fuga. Il Palermo ha archiviata l'eliminazione dalla Coppa Italia, domani si rituffa nelle acque del campionato. Al Manuzzi sfida contro il Cesena che ha gli stessi punti dei rosanero. Dall'infermeria però non arrivano buone notizie per Pippo Inzaghi, si ferma Ranocchia. Gli esami clinici strumentali effettuati hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro, stabilendo tempi di recupero stimati tra i 14 e i 20 giorni. Il numero 10 sarà quindi costretto a saltare le prossime partite di campionato contro Cesena, Venezia e Spezia. Inzaghi sembra orientato a schierare Palumbo e Brunori sulla tre quarti. C'è ancora qualche dubbio, ma i due sembrano in vantaggio sull'Eduaron. Nessuna incertezza invece sulla punta. Al centro dell'attacco ci sarà Poyampalo. In difesa Pierozzi, Bani e Ceccaroni, anche se Peda spera in un posto da titolare dopo l'ottima performance a Udine. Il Cesena, allenato dall'ex Mignani, è formazione solida e caparbia. Domani fischio d'inizio alle 15. E subito alla Serie C con il Catania che prepara una trasferta insidiosa, quella a Cerignola. Ci dice tutto Francesco Triolo. L'avversario probabilmente meno indicato da affrontare in questo momento è per giunta in trasferta. Il Catania, che vuole tornare quanto prima alla vittoria dopo 3 giornate senza, trova un Cerignola galvanizzato dal successo in rimonta alla Rechi di Salerno, uno dei campi più difficili contro l'attuale prima in classifica. Ma i rossazzurri, soprattutto dopo la prestazione di Trapani, hanno confermato che possono competere nelle zone alte, come ha detto anche ieri sera Francesco Di Tacchio, ospite a Sì, sicuramente ci sentiamo pronti per stare nelle zone alte della classifica e sappiamo di essere una squadra forte, per cui ogni partita dobbiamo giocarla con la voglia di dominare l'avversario, ecco. Il capitano si fa megafono dello spogliatoio, dove il rinnovo del contratto di Mimmo Toscano è considerato uno stimolo. Sicuramente il rinnovo del mister è stato un segnale forte e il gruppo l'ha percepito nel migliore dei modi, perché comunque sappiamo l'importanza del mister, quello che ci trasmette ogni giorno nel quotidiano, per cui siamo solo contenti di tutto ciò. Domenica pomeriggio c'è il Cerignola, appunto, e si lavora per affrontare la trasferta nel miglior modo possibile. Infine è stata designata la terna arbitrale per Cerignola Catania e appare quantomeno singolare che arbitro Stefano Striamo e supporto video Cristian Robilotto siano salernitani. E ad attendere il Trapani una trasferta, quella a Benevento, mentre il Siracusa giocherà in casa. Il servizio di Sergio Colosi. Continuità è la parola chiave per Trapani e Siracusa dopo il primo turno infrasettimanale della stagione e con la 7ª giornata alle porte. I Granata di Aronica porteranno a Benevento l'imbattibilità di 6 turni con 3 vittorie e altrettanti pareggi, gli ultimi 2 in 4 giorni contro Altamura e Catania. In Campania partita complicata ma non impossibile. Il Trapani, messo sotto dai rossazzurri nel primo tempo e nella seconda parte della ripresa, ha comunque mostrato, oltre alla tecnica, carattere e determinazione. La difesa ha sofferto e domenica, con inizio alle 15 a Benevento, sarà un pomeriggio di passione, ma Canotto, Fischnaller e Grandolfo possono fare male a chiunque. Aronica dovrà valutare l'eventuale turnover parzialmente utilizzato ad Altamura. Sempre domenica, ma alle 17:30, seconda gara consecutiva al De Simone per il Siracusa, che contro il Potenza ha trovato con merito i primi 3 punti del campionato, mostrando qualità e riducendo al minimo le distrazioni difensive pagate con le precedenti 5 sconfitte. Il Cosenza è avversario scomodo, reduce da un altro 4-1 casalingo contro il Giuliano, ma gli azzurri sembrano usciti dal tunnel della crisi. Difficile il recupero di Contini, ancora fuori Frisenna, Alma e Molina. E tra poco, dopo la sigla, nuova puntata di Preview condotto da Marco Carli, puntata ricca in vista della seconda trasferta ravvicinata del Catania in casa del Cerignola e poi spazio alle news su Trapani e Siracusa e poi anche al volley subito dopo il TG. Dunque vi aspetta Marco Carli con Preview, io invece vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo il prossimo appuntamento con il nostro telegiornale alle 19. Buon pomeriggio.